Sesta corsa, premio Osmarine C. Cavalli di 5 e 6 anni sono in 8 al via. 1 Zagordaf, Antonio Greppi, 2 Zanzibar B, Andrea Farolfi, 3 Vassallo, Nicola Bortolotti, 4 Vicky Bomber Treb, Taldao El Moludi, 5 Vision dei Veltri, Vincenzo Piscoglio, 6 Zarciba, Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Vento da Barco, Andrea Bigliardi, 8 Zach Spritz, Manuel Pistone. Tutta rete la prima fila. Leggermente discosto Vision dei Veltri al pari di Vassallo. Velocissima Zarciba è già alla corda. Davanti a Zagordaf, partito svelto, poi all'esterno Vicky Bomber Treb alla caccia della corda. Ma vediamo Zanzibar B in terza posizione su Vassallo. Alla fine Taldao El Moludi deve rassegnarsi a rimanere di fuori. 200 metri intanto già in rallentamento, perché era già alla corda prima di imboccare la curva Zarciba con Roberto Vecchione, sempre secondo alla corda Zagordaf, su Zanzibar B Vassallo, poi Vento da Barco alla corda. Tanto 400 che va in via in 31,1. Primo all'esterno è Vicky Bomber Treb che si trascina Vision dei Veltri. Poi Zach Spritz, posizioni ormai cristallizzate, con in vantaggio Roberto Vecchione con la figlia di Uronometro, autrice di Partenza al Fulmicotone. Intanto Manuel Pistone, visto il ritmo blando, decide di spostare Zach Spritz e sul rallentamento arriva a spesa zero ai fianchi della battistrada. Bella mossa di Manuel Pistone. 1-3-4 il primo giro, 15,6 la frazione qui davanti alle tribune. Zach Spritz va all'attacco di Zarciba, poi seconda la corda sempre Zagordaf a precedere Zanzibar B, attacca Zaspris, curva passata in 14,9, viene fuori un primo chilometro 1,18,3, figlio del primo giro lento, ma Zaspris fa sul serio. Zagordaf indeciso sul da farsi davanti a Zanzibar B, poi ancora Vassallo, retta di là percorsa in 14,1. Zaspris dà un severo attacco a Zarciba che per ora ha risposto. Zagordaf è dietro ai due duellanti, poi vediamo ancora Zanzibar B, Vision dei Veltri, poco più di 200 metri alla conclusione, ancora l'attacco Manuel Pistone col figlio di Ganimed che però si getta di galoppo, l'ingresso in retta d'arrivo, alla destra libera allora Zagordaf su Zarciba, Zagordaf che viene a vincere, regalare il doppio ad Antonio Greppi su Zarciba, mentre Zanzibar B e Vento da Barco all'esterno si giocano il terzo posto. Quindi 1,16,17 la media al chilometro per il Sauro Zagordaf, il figlio di Varen, di Ciro Ciccarelli. Il training è quello di Lucio Colletti, la guida di Antonio Greppi, che è venuto a vincere molto bene e a doppiare la vittoria dopo il successo con Aria dei Venti. Viene a vincere anche con Zagordaf, mentre seconda è ancora Zarciba che ha difeso il secondo posto, mentre per il terzo probabilmente al largo è il numero 7 di Vento da Barco con Andrea Bigliardi. La quota in chiusura per Zagordaf 2,78.